Buongiorno a tutti amici, sesto risveglio ad Abu Dhabi, anzi quinto risveglio ad Abu Dhabi. Domani sesto, chiudiamo le valigie e prendiamo un altro aereo. Stamattina infatti andiamo a cambiare già dei soldi per averli quando sbarcheremo in questo nuovo paese. Dove andremo? Ancora un altro viaggio, ancora un altro punto di domanda. Vi è piaciuta la storia della suspense dei viaggi, non sapere dove stiamo andando? Avete scritto nel primo video, sotto il primo video, siete tutti incuriositi. Sì, fa ridere, è carino, dai. E adesso chissà dove andremo stavolta. E in questa nuova destinazione poi trascorreremo molto più tempo. Questa era intermedia perché non siamo mai stati ad Abu Dhabi, a Dubai, e avevamo voglia di visitarla e di farvela vedere. Sono mete comunque strafamose dove non tutti hanno la fortuna di venire. Ok, adesso passa Mirko a prendermi. Eccolo qui, buongiorno. Buongiorno. Come andiamo Mirko? Ma grande, si trova. Bene, meglio così. Mirko, quindi dicevo ai nostri follower che stiamo andando a cambiare dei soldi perché è conveniente fare il cambio qui ad Abu Dhabi per il nuovo paese piuttosto che nel nuovo paese direttamente. Quindi 10 minuti di macchina e andiamo dentro proprio una banca, si fa? No, si chiamano exchange, sono negozi all'interno di centri commerciali dove vengono cambiate tutte le valute e dove si possono spedire chiaramente i soldi nei vari paesi della manodopera locale, quindi India, quindi ho capito, si può fare con un bancomat o servono contanti da cambiare? Si può fare con un bancomat se tu hai una banca qua negli Emirati Arabi, se no prelevi dal bancomat o arrivi col cash e cambi nella valuta che ti serve. Parti delle commissioni fatte. Adesso come ieri bisogna portare il pranzo a Dado, quindi Mirko preparerà qualcosa, abbiamo comprato qualcosa da cucinare e iniziamo a chiudere anche le valigie con Rita. Domani mattina bisogna lasciare la casa entro mezzogiorno e poi comunque abbiamo l'aereo che parte alle 2:35 del pomeriggio. L'una in punto come ogni giorno a prendere il pasto di Davide. Domani invece salterà un giorno di scuola perché sarà giovedì. Domani ha ancora scuola il giovedì, ma noi partiamo, quindi poi riprenderà la scuola il lunedì e da lì in poi non steccherà più praticamente, quindi è andato tutto sommato bene. Ha saltato in questo viaggio 1 o 2 giorni di scuola. Pranzetto per Dado pronto, pasta pronta fatta da Mirko, fettina e verdura, e così mangia durante la lezione. AHD più area triangolo CKV. Dado continua la scuola e noi andiamo a pranzo. È tardi, le 2:20. Oggi stiamo facendo un po' più tardi. 1000 già preparativi, 1000 cose da fare, ma il pranzo è pronto. Adesso saliamo da Mirko. Buongiorno Rita. Buongiorno. E anche Rita. Che caldo oggi. Peggio di sempre. Dopo pranzo stiamo prenotando la casa e il volo per raggiungere quest'altra destinazione. Adesso andiamo a cambiare dei soldi perché stamattina non siamo riusciti per via della carta e importi troppo bassi, poi ci sono troppe commissioni, non conviene, e quindi cambiamo contanti e domani mattina si parte ragazzi, abbiamo quasi finito. Abbiamo fatto tutti i biglietti, tutte le prenotazioni, barche, navi, aerei, case, casette, hotel. Siamo quasi pronti per partire. Cambiamo i soldi come vi ho detto prima, stiamo andando e siamo a buon punto. Manca ancora qualcosa.
Dirham and after, ok. How much? Ok, Quanto c'è? adesso cambiamo. Di nuovo a casa, finito parte delle commissioni, abbiamo già cambiato anche i soldi per la nuova destinazione, adesso un po' di riposo e poi pizza da Mirko. 7 giorni ad Abu Dhabi, domani è già il sesto, domani è il settimo, oggi è il sesto, stiamo chiudendo le valigie. Davide ha fatto tanta scuola, oggi è stanco. Stiamo richiudendo le valigie e ripartiamo domani mattina. Abbiamo l'aereo alle 2:30, ma dobbiamo lasciare questa casa entro mezzogiorno. Siamo messi bene, stiamo portando a Mumi e a Mirko le cose che ci sono avanzate, la spesa che abbiamo fatto, olio, succhi, un sacco di cosette che ci sono in casa. Stiamo riportando a Mirko anche ciò che ci ha prestato, come una ciabatta. E come vi ho detto prima, alcune cose che sono avanzate. Cenetta, pizza oggi. Ha detto Mirko che è anche discreta, quindi andrà bene. Ci mancherà Abu Dhabi però, eh? No? No, Zero? no, io... A me un po' le sue macchine sì. A me non... Sì, beh, è stato bello, però non mi è piaciuto molto. No? Beh, certo, mio è genere di tutto vacanza. costruito, Non palazzoni. verrei mai per una settimana No, qui a no. Dubai o ad Abu Dhabi. Ma nella nostra prossima tappa sì. Ma Rita infatti non è venuta qui. Questa è una tappa Questa è intermedia. una tappa intermedia, sì. Vabbè. Qui siamo venuti soprattutto per Davide. Sì, esatto. Che voleva del Burj Khalifa, le supercar. Oggi ragazzi pizza e stiamo andando a comprarle qua sotto, sotto il Carrefour. C'è un pub e fanno anche appunto delle pizze. Dice Mirko che è decente. La sa già. Vuoi che negli Emirati Arabi non sappiano fare una pizza? Le pizze migliori al mondo io mi ricordo che sono a Napoli e negli Emirati. Rita, una settimana negli Emirati hai bevuto solo acqua. Ah no, 2 bottiglie di vino ce le siamo comprate. Adesso Un po' di birra. birrettina, pizza e poi Poi nanna. valigie chiuse e nanna. La Rita, pizza in mano. Rita, pizza in mano è sempre contenta. Andiamo. Sorpresa, che belle! Sì, sì. Bellissime. Sono belle e buone sempre. Mi lavo anch'io le mani. Un po' io? Mirko, anche te, Margherita. Mumi! Amore, amore. Mi dispiace troppo che non puoi venire. Sorry about the fact you don't go. It's okay. I'm sure we will have more time to spend, not this period, but in the future. Buonanotte a tutti, domani alle 10:30 dobbiamo essere pronti. Adesso riposo assoluto, domani finiamo di chiudere le valigie e ce ne andiamo. Domani pronti per E Abu Dhabi è andata. l'inizio del nuovo viaggio, nuovo. Buongiorno ragazzi, Buongiorno. ultima colazione ad Abu Dhabi. Buongiorno Larry. Buongiorno. Stiamo per partire Rita, ti aspetta un altro Boeing 787. Super felice, la mia meta preferita. Spremutona, enorme perché avevamo molte arance, non lasciamo nulla qua, ci beviamo tutto e ci mangiamo tutto. Albumi e formaggio. Alle 10:30 dobbiamo essere fuori da qui, sono le 8:15. Strapronti amici, si lascia la casa, destinazione finale. Sì. Misteriosa. Di qua. Ok Rita, appoggiale lì 5 minuti, saliamo da Mirko, gli diamo queste cose, mettetele in ordine. Grazie al pesavaligie dobbiamo fare un piccolo trasferimento. Questa gialla pesa 9, deve pesare 7 e queste possono arrivare a 25 e pesa 15, sono abbastanza vuote. Adesso dobbiamo togliere 2 cose da qui. Riporta il pesavaligie Dado per piacere.
e lì sopra, così lo facciamo vedere il pesavaligie da viaggio. Vedete, è piccolino. Praticamente è vuota, però il Sì. computer pesa un po'. Schermino e si pesano Abbiamo un po' di roba da qua e la mettiamo qua. per forza. Anche lì è vuoto, guarda da quella parte, lo vedo, c'è proprio un buco. No, no, beh, anche lì, ma ovunque il riso. Pronti ragazzi, scendiamo, taxi e aeroporto. Perfetto orario, 11:10, abbiamo il volo alle 2:35 se non erro. Buongiorno Mirko, pronti? Buongiorno. Pronti Mirko, un figurino in camicetta bianca perché lui vola solo in business. Tu sai, Quando funzionano le cose, usciti 3 secondi, anzi neanche 3, usciti e ci abbiamo già il taxi, qua ne passano centinaia. Va bene Mirko? Perché non ci stiamo, vero? Non ci staremo mai. No, only I wait the other one. Sali Rita. Ritorneremo ad Abu Dhabi alla fine di questo viaggio. Sì. Forse rifaremo qualche giorno di nuovo qui e poi si rientrerà in Italia. Adesso buon viaggio e buona destinazione finale. Segheretta. Che ti piace? Ti piace sì. È volata ragazzi, una settimana, una settimana spaccata da Abu Dhabi, volata. Al rientro continueremo a vedere, a visitare qualcosa. Mirko, dove vai? Grande, anche noi. Anche voi? Sì. Stesso posto allora, andiamo là. Andiamo. Questo è il pezzo che mancava alla vetta. Così alto. Thank you. Vabbè, dato. Controlli superati alla grande, adesso andiamo a mangiare qualcosa. Siamo in perfetto orario. Bellissimo aeroporto. Pranzo come sempre al Mac in aeroporto. Prendiamo del big, come si chiama? Spicy crunchy. È piccante ed è un nuovo panino di Mac. Io, Mirko e Rita quello e Davide le crocchette di pollo come sempre. Questo è il nostro, abbiamo le crocchettine verdato, numero 9. E le patatine. E le patatine verdato. Vai. Grazie. Prego, aspetta che ti diamo forse anche una tovaglietta, va bene? 125 di scelta. Hai visto che è andata bene? For me, thank you. Bene, buon appetito ragazzi. E anche Mirko questo paninazzo. Apri e facci vedere cos'è questo panino, Mirko. Io l'ho preso uguale al tuo, ma di pollo. Questo è una nuova, l'hanno introdotto da poco, No, così non- ho capito. No, No, allora sta- McDonald's ha un menù diverso in ogni paese. Ah, e quindi Questo questo. non arriverà mai da voi. Ah, ok. Vedi il crunchy, c'ha il Che è peperoncino. un po' piccante. Sì, sì, sì. Però a Rita piace. No? 427. 427 diviso 4, 100 euro. 100 euro, sì, il prezzo è quello. 100 euro, bello? Rita, sei comoda qui, eh? No? Cosa vuoi? Cosa vuoi? Telefono. Basta. Beh, nel frattempo che aspettiamo il nostro aereo ci si rilassa così. Bella idea, queste straglie. Rita, metti tutto a posto accuratamente. Siamo pronti di nuovo per un altro volo. Altre 6 ore di volo, ragazzi. E chissà dove si va. Tanta roba di nuovo. Bel voletto di nuovo, c'è un freddo assurdo. Avevo anche le calze
nello zaino, me le devo prendere perché c'è troppo freddo. Io mi metto a copertina immediatamente. Sì, sì. Guardate l'aereo quanto è serio. Joystick, telecomando che si stacca e rientra dentro. Bello, telefoni, USB, schermo qua su. È ora di aprire le cuffiette serie. Qua si sta accendendo tutto, siamo pronti per vedere qualche film. Si decolla ragazzi, buon viaggio a tutti. Stavamo guardando un bel film nel frattempo, messo in pausa, e adesso pranzetto, secondo pranzo perché ne abbiamo già fatto uno da McDonald's. Secondo pranzo, poi merenda e cena, 6 Ma pasti. noi abbiamo appetito sempre. Già mangiamo. Questo è il pranzo di Davide. Questo ragazzi è il mio pranzo. Purè, carne, patate, un po' di couscous e poi un dolcetto addirittura, un bicchiere di vino bianco qua. Siamo sopra le nuvole, pranzetto finito, mi rimetto, proseguo a guardare il film. Ragazzi, siamo arrivati, adesso vi diciamo anche dove. Attraversiamo di nuovo la business e scendiamo. Altri 6 ore di viaggio. Ragazzi, appena sbarcati dopo altre 6 ore di volo, dove saremo? Adesso ve lo facciamo sapere. Vi dico solo che siamo in una città che ha 6 milioni di abitanti e vi dico solo che siamo ormai dall'Italia con un fuso orario di 6 ore. Infatti qui sono mezzanotte, in Italia sono le 6 di sera in questo momento. Rita, ritiriamo le valigie grandi, ma non abbiamo ancora detto dove ci troviamo. In una città che a me piace molto. Qualcuno ha già indovinato. Hanno indovinato 2 su 150. Lui ha indovinato 1000. Beh, lo vogliamo dire o no? Adesso lo diciamo, aspetta un attimo. Bagagli. Tirato le valigie. Sì, bagagli recuperati, i nostri 2 valigioni e si parte. Ragazzi, benvenuti in Thailandia! Welcome to Bangkok! Benvenuti a Bangkok ragazzi, siamo arrivati a Bangkok. Adesso andiamo a prendere un mega taxi per far stare tutte le valigie e noi. Questa è la nostra destinazione finale. Iniziale, non finale. Iniziale. Sì, è vero, effettivamente non è finita. Vabbè, Abbiamo altre piccole non tappe. stiamo a Bangkok, però la Thailandia è la nostra destinazione finale. Qualcuno ha indovinato, eh? Sì. Adesso andiamo perché è mezzanotte e mezza. E non ci sono premi per chi ha indovinato, cioè, diciamolo, così evitiamo una scatola di Monopoli se venite a prenderla in Thailandia. Va bene come premio? Rita, era un tuo sogno venire in Thailandia e ce l'hai fatta. Bellissimo. Oh, bisogna ringraziare anche a Mirko che ci ha voluto, e che ci deve pagare adesso anche tutta la vacanza in Thailandia. Isole comprese. Qua fuori prendiamo un taxi di quelli grandi in modo che ci siamo tutti e tutte le valigie, ho già detto. La Davide è sempre in sfida. A Bangkok 20 novembre ci sono 32 gradi a mezzanotte e mezzo. Qui la differenza tra Bangkok o comunque la Thailandia e gli Emirati Arabi è che qui il clima è più umido, quindi il caldo si percepisce ancora di più. Bisogna fare il biglietto per praticamente Danno il match. sì, perché ci si mette in fila praticamente e ognuno poi entrerà nel taxi in base all'ordine di arrivo. 39 minuti e siamo in hotel. Questa è una strada, dice Mirko, che
è impraticabile di giorno, ma ormai è l'1 meno un quarto del mattino, quindi è scorrevole per questo. Ragazzi, dopo aver pagato 600 baht, che sono circa, penso 13, 14 o 15 euro per 39 minuti di macchina dall'aeroporto sino all'hotel. Adesso stiamo facendo il check-in, sono le 2 meno 20. Finalmente abbiamo preso possesso anche della camera, vi dico che ora è 2:30 del mattino. Madonna, domani saremo scoppiatissimi perché comunque ti devi alzare un'ora decente. Però camera discreta, ve la faccio vedere. Letto matrimoniale, lettino per dado, scrivania con un bello specchio, TV in camera, pulita, pulitissima, un bellissimo bagno, accappatoi e grucce, ciabattine. Vediamo il bagno dove è la luce, che ve lo faccio vedere. Eccolo qui, bel bagno, doccia gigantesca, vedete? Doccia gigantesca e bel bagnetto. Ragazzi, ci vediamo domani, siamo stracotti. Buonanotte. Anche il bollitore, non l'hai detto. C'è il bollitore, sì, ci hanno lasciato l'acqua, infatti ci stiamo facendo una tisanetta e qualche fetta biscottata. Ciao Rita, buonanotte. Ciao, buonanotte. Buonanotte a te.